Sto dormendo e sento la sveglia che suona. Qualcosa però è diverso dal solito. Per essere una calda mattinata d'estate è troppo buio. Provo ad accendere la luce, ma l'interruttore non va. Boia fa un dismentiamet pagare a voluta dra luz. Cerco la torcia nel comodino di fianco a me, ma le batterie sono scariche. Bravo piccio. Mi alzo dal letto e a tentoni cerco la porta d'ingresso della stanza. La trovo e inizio ad aprirla. Ma ad Asiot, perché l'ultima volta che io dormire era veloce, son ciapurame e di pe. Una luce debole illumina la stanza. Una stanza che sì, è la mia, ma all'interno di un'altra casa. E sì, perché di fronte a me si trova un corridoio che però non ho mai visto. Per terra un pavimento in legno, pieno di polvere. Certo che passerei a aspirapolvere ogni tanto. Vabbè, ho paura, mi faccio coraggio e inizio lentamente a compiere i primi passi. Sulla parete di sinistra si trovano 2 porte in legno, mentre a destra 3 porte in metallo. Il corridoio non è molto lungo, 4 metri circa, e di fronte si trova una porta in vetro da cui non si può vedere niente perché è buio, senza una fonte di luce. Mi piacerebbe conoscere l'elettricista qui a fazza impianto. Le porte in legno sono tutte chiuse a chiave, mentre quella di destra solo 2 sono inaccessibili perché quella centrale inizia ad aprirsi da sola senza nemmeno toccarla. E sì, parto i granette. Spingo con la mano per forzare l'apertura ed entro in questa camera illuminata solo da un paio di candele. È abbastanza grande, e sì perché le 2 porte chiuse sono comunque un ingresso per questa stanza, qualcosa di davvero molto inquietante. Inizio a guardarmi intorno e vedo in un angolo una figura nera, quasi come un'ombra, dall'aspetto indefinito, un corpo allungato senza arti e con una testa molto lunga ricoperto di capelli con un taglio appuntito. Rimango immobile, spaventato, pietrificato, ma voglio ugualmente stabilire un contatto. Mi avvicino lentamente e gli dico: «Ehi tu!» Mi accorgo però che era una ramassa puntare a miragna al contrario, probabilmente proprio per fuggire il bale. Pissa ramassa e fa svenvor contro la miragna dall'altra parte che lanciatore del giavellotto gaute da mese. Facendo così però mi rendo conto che le pareti sono in cartongesso e lì mi sorge il dubbio che questa sia comunque casa mia, ma modificata da qualcuno. Ma se è davvero così, perché? Qual è lo scopo? Voglio vederci chiaro, per cui esco da questa stanza e vado a controllare se la porta in vetro si può aprire oppure no. È a scorrimento e si apre con facilità e vedo che sulla soglia si trova un biglietto, o meglio, un cartoncino. Mi piego per prenderlo e porca galera una mara schinga da fepao. D'altronde, pina in 20 anni. Dopo 1000 imprecazioni su chi avesse lasciato quel presunto messaggio sul pavimento, controllo che cosa c'è scritto. Queste sono le parole esatte. In drintas mund, senza speranza, set caghi mai, ciapi ma panza. Una frase banale che però racchiude un concetto vero e incontestabile da chiunque. All'interno di quella stanza è presente un solo interruttore della luce, ben visibile perché illuminato da una spia. Lo premo. Si accendono una ventina di strisce a LED che illuminano a giorno la stanza. Perché? Ma perché mi chiedo una cosa del genere? Ma la cosa più incredibile è che sono presenti un tavolo in legno, un lavandino e l'intera camera è tappezzata da un inquietante foglio di nylon nero, che sta a veghe curicul che avvacata per quater ballet fan che io in mesa era curta, e lì per lì tacco un tema i fum. Nella mia testa inizio a pensare che questo sia soltanto un sogno, perché capisco qualsiasi cosa, ma Snylon butta all'interno fa proprio girare i coglioni. Mi avvicino a una parete e come per le altre mi accorgo che sono in cartongesso. A questo punto sono davvero stufo e inizio a prendere a pugni quei fragili muri fin quando riesco ad aprire un varco e quello che mi si palesa di fronte è qualcosa di davvero raccapricciante. È una scala in cemento che scende al piano inferiore. È piena di ossa, probabilmente di qualche animale. Sono lì già da molto tempo perché avevo parato van mampi ben a Fembroad. Scendo con cautela, c'è poca luce e vedo che le scale fanno un angolo di 90 gradi. E appena girato l'angolo mi si presenta di fronte una porta blu, chiusa con apertura possibile solo tramite un codice segreto a 5 cifre, da digitare attraverso un tastierino elettronico. E qui il mistero si infittisce. C'è un foglio appeso a quella porta che cita: «Se sbagli, sei morto. Piccer che parei». E sotto quella scritta c'è un enigma. 1 vale 2, 2 vale 3, 3 vale 4, 4 vale 5, 5 vale 1. Ok, credo d'aver capito. Inizio a mettere le 5 cifre. 2, 3, 4, 5, 1. E magicamente la porta si apre.